Da vicino nessuno è normale. Ciascuno di noi non è riducibile alla menomazione che lo caratterizza, non è identificabile con la ferita che lo abita, non è mortificabile con l'aggettivo che lo delimita. Ci troviamo per riflettere, discutere e confrontare le nostre idee, i nostri atteggiamenti e comportamenti nei confronti di chi è altro, dissimile, diverso. Lo facciamo con Francesco Tosato, responsabile della comunicazione della Cooperativa Sociale Monteverde, una onlus del Veronese che da anni si occupa di riabilitazione, socializzazione e integrazione sociale di persone con disabilità. Buonasera a tutti e benvenuti. Stasera abbiamo ospite Francesco Tosato e con lui parleremo di disabilità, di diversità. Ci aiuterà perché Francesco lavora nella cooperativa Onlus, la Monteverde, che è nel Veronese e si occupa appunto di disabilità. Mi collego un po' perché secondo me c'è un po' un filo rosso tra la serata, in qualche maniera, tra la serata di stasera e quella che ci sarà tra 2 settimane. Dopo vedremo, insomma, cioè, l'idea della serata è quella, Francesco ci parlerà un po' di disabilità, però poi ne parleremo insomma tutti assieme, l'idea è comunque di una serata partecipata. E c'è una paura, ci può essere una paura che abbiamo nel nostro profondo legato alla diversità in generale e forse arriveremo a parlarne stasera. Come una paura probabilmente c'è anche nell'argomento che affronteremo tra 2 settimane, che è quello del lutto nell'adolescenza. E quindi la presentiamo già perché non vorremmo che rimanessimo spaventati, ne fossimo spaventati. Affronteremo i colori del lutto dell'adolescenza e sarà una maniera per affrontare una paura profonda che abbiamo, è quella della morte, però trattata un po' in maniera particolare. Quindi vi invito già insomma a non spaventarvi e a venire così numerosi anche venerdì 24 tra 2 settimane. Ma intanto adesso stasera cominciamo con Francesco che intanto si presenta un po'. Ciao a tutti intanto, alcuni di voi un po' mi conoscono perché mi hanno visto in altri vesti come cantante del coro del matrimonio di Deborah e Alessandro. Io lavoro presso una cooperativa sociale, Monteverde si chiama, nel Veronese, nella Val di Lasi, Soave per farvi un attimo capire. E diciamo che l'attività storica della mia cooperativa è la gestione di un centro diurno per persone con disabilità fisiche, mentali, di vario tipo. Siamo circa adesso 52 persone che sono accolte dal centro diurno. E all'interno della cooperativa io mi occupo dal 2009 di raccolta fondi, comunicazione e rapporti con il territorio, quindi che vanno dall'ente pubblico fino alle persone del territorio che vivono nella comunità. Su invito diciamo di Alessandro e di Marco, stasera mi piacerebbe con voi confrontarmi su un tema che è il tema per il quale io sono lì. In realtà io sono di Carmignano di Brenta, quindi sostanzialmente ho fatto una scelta, se vogliamo che di vita, 5 anni fa, andando a stare lì, anche a vivere lì, perché quello che mi ha attirato di più della cosa è quello che è il rapporto che abbiamo con la diversità, come si diceva prima, no? Allora, quello che io faccio, in 2 parole, lì in cooperativa, quello che mi piace di più fare, a parte altre cose, è appunto quello di parlare con le persone di questo, perché in realtà il tema che basa il concetto di fondo che basa la disabilità, il tema della disabilità, in realtà è il fatto di come noi ci rapportiamo con la diversità, perché in realtà l'handicap, secondo me, è diciamo quello che si interpone tra noi e le altre persone, non è tanto quello che ha una persona, ma è la distanza che c'è tra una persona e l'altra.
per poter parlare, che non è sicuramente un convegno né un seminario, so che anche voi siete insomma soliti a parlare di vari temi in modo molto libero, confrontarvi, che è quello che anche a me piace fare. Mi piacerebbe chiedervi innanzitutto di fare un piccolo gioco, chiamiamolo, esperimento personale. Vi chiederei di chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi. E di sostanzialmente pensare, mentre chiudete agli occhi, a una caratteristica vostra, una peculiarità vostra, fisica o di altro, che nella vostra vita è stata giudicata o per la quale voi vi siete giudicati. Quindi una caratteristica che in qualche modo vi ha identificato, in questo caso nel male, nel senso che vi sentivate giudicati per questo, o che vi siete voi giudicati quando eravate piccoli o anche adesso, insomma, e stare lì a pensarci un po', a recuperarla un pochettino, con gli occhi chiusi. C'è chi era grasso, magro, brutto, incapace di parlare. Ok, tenendo sempre gli occhi chiusi, vi chiederei di provare a immaginare come sarebbe se le persone intorno a voi ora vi giudicassero solo per quella cosa lì. Perdendo di vista tutto quanto il resto, nome compreso. E pensare anche a qual è la sensazione che vi evoca questo tipo di cosa. Può essere anche una sensazione corporea, può essere fastidio, può essere una rabbia, può essere quello che volete. Una paura, un timore. Ok. Ora vi verranno passati dei post-it sulla quale potete, se volete, insomma, scrivere quello che avete pensato, ovvero che sensazione avete sentito. Può essere anche solo un termine, paura, può essere qualsiasi cosa, freddo, può essere fuga. Non è detto che sia un aggettivo o identificare in modo, non state lì a metterci troppa testa, insomma, in questo tipo di cosa qua, proprio è più una cosa da pancia, se vogliamo. Non scrivete, certo, potete scrivere quello che volete, è molto libero, però non tanto qual era quella caratteristica, quindi non la prima domanda, ma proprio la sensazione che provavate mentre pensavate a quella caratteristica. Può essere anche una sensazione che sentivate quando eravate piccoli rispetto a quella caratteristica, non è detto che sia una cosa che ancora provate adesso. Allora, da piccolo la rabbia, da grande compassione, calore, senso di ingiustizia e rabbia che ritorna, isolamento e solitudine, isolamento e solitudine, disagio, solitudine, essere umiliati,
disagio, quindi impotenza, detto di sì, è disagio, inferiorità, imbarazzo l'ho visto da qualche parte, può essere no, imbarazzo, disagio si dice, Sì, no? Disagio che qua, chiusura, rabbia, vuoto, ansia, timidezza, Sì, adesso. timidezza, risuonamento e disagio, imbarazzo, freddo, Sotto. imbarazzo, no, per contrapposizione con la calore, oppressione, essere piccolo, debole, mi sembra quelle da quelle parti, no? Inferiorità. Piccolo, debole, solitudine o rifiuto, disagio, imbarazzo e rabbia. Quindi le cose ricorrenti. Bene, a lei, maestro. Avevi qualcosa da dire in merito? Cosa manca a partire subito con il confronto, nel senso cosa veda mosso, non so, andare un pochettino a contattare questa roba qua. Comincia lì perché ho diritto di parola data la sera. E c'è da dire che a me non mi sono mai considerato disabile fino a che non l'ho concesso io, no? Perché mi ho una personalità un po' particolare. E di conseguenza a me non ho mai visto la vita recitare da parte del disabile. Fino a che la malattia mi ha piegato 0,27 cm di corpo addirittura, e ho visto cambiare maschera. La definizione tua che ti hai dato all'inizio mi era molto sorpreso. L'handicap o la disabilità, correggimi se sbaglio, non è in sé il fatto di cui è portatore una persona, fatto fisico, mentale, tante forme di disabilità, ma è la distanza, se ho ben capito, che si crea tra la persona cosiddetta normodotata e la persona portatore o portatrice di handicap. Ti confesso che adesso podría, come dire, già considerarmi un guadagno enorme essere venuto stasera, perché è un pensiero spiazzante, che è un poco che io penso, non tantissimo, perché non ho mai fatto disabili nella mia vita fino alla pensione, grosso modo, ma anche dopo, ho fatto finta di essere cosiddetto normo, anche se lo ero, e per cui ho deciso di cominciare a pensare alla disabilità, alla mia e a quella universale di tutti i disabili al mondo, intorno al 2007. Questo è un fatto anche abbastanza recente che mi interesso qualche volta, dunque in maniera assidua, insieme ad altri, di disabilità. Però questa definizione qua mi piace da morire, che non è una definizione, è una proposta di una pista di riflessione. Perché se questo fosse vero, non so ancora se è vero quello che devi dire, perché non devo pensare, devo elaborare. Penso che sia una verità in questa roba. Esatto. Io pure me. E stavo dire cose che mi sono venute in mente. Mi fa subito venire in mente, e chiudo, che in realtà il discorso della disabilità, come tu l'hai proposto stasera, aprendo, insomma, non so cosa che ti direi dopo, sia più abbiate più a che fare, ecco, questo sarà il modo più giusto, con la tematica della relazione che non con la tematica della sofferenza. E la dico brutta, la dico forte, perché giuro, mi conosce tanta gente che già fa quel nome, tanto,
molto piccoli momenti ecco, mi sono messo qua da solo stasera. Di solito i mercati tutti i posti nel raggio di 15 km in mezzo ai posti sperduti, con un'altra carrozzina che è il mostro, che posso fare cose, performance incredibili, e lì sarei un po' fuori target, non sono un disabile normale, questo lo sa chi che mi conosce. Però se ha a che fare più con la relazione, che è una caratteristica nostra costitutiva, l'essere umano, questa se mi perdonano perché sa che ho fatto questi studi, è definibile come l'essere fatto per la relazione, a differenza degli animali che non hanno mai di fatto una relazione personale, però godono anche loro del fatto di essere in presenza di qualcuno che è capace di relazione. L'uomo e il cane, ad esempio, c'è una relazione bellissima, l'uomo e il delfino, l'uomo e altri animali, è una relazione, ma chi accende la relazione è sempre l'uomo, non è mai il cane, non è mai l'animale, perché non sa come porgersi in quanto persona. E chiudo dunque, se fosse vero questo che dite Desi, che conseguenze se che potrebbe nascere sul piano della riflessione sul tema della disabilità, e cioè forse sembra di sbagliare tutto in questi ultimi 30, 40, 50 anni, se meno di 50 anni che si era messo sul tavolo il tema della disabilità anche a livello ONU, anche a livello europeo, eccetera, in maniera seria e appropriata, con studi, ricerche e quant'altro, però c'è ancora tutto da scoprire. Sembra però che se si sia concentrati tutto finora, o quasi tutto, sul tema della sofferenza, sul tema di quelle cose là che sono scritte e di tutte vere, della distanza, della solitudine, dell'emarginazione, eccetera. Ma se invece fosse proprio radicato e da radicare il discorso sul come si sta in relazione gli uni con gli altri, forse il tema della disabilità non esiste neanche più, in quanto tematica a parte, separata, da trattare in convegni o piuttosto in serate come questa. La mia è una domanda dunque, più che no, me ne spiazzare, lo ammetto e ti ringrazio per questa idea sorprendente. No, il ragionamento dopo vuol dire che parlassi altri. E che sostanzialmente, adesso non parliamo di disabilità stasera, ma in realtà la disabilità è uno degli aspetti, diciamo, chiamiamoli più estremi, che ti mette di fronte a un tuo sentimento, no? Quindi sostanzialmente questo giochino non è stato altro che riportare a una cosa più semplice, diciamo un tema che se no viene sempre relegato a una sfera un pochettino diciamo così medica, no? come ti hai detto, una cosa che è costitutiva quasi della persona che porta, che ha della difficoltà. Quindi per questo che mi piacerebbe che tutti quanti, cioè quelli che voi insomma, esprimesse, e quindi ora lancio un nuovo sasso, a meno che qualcuno non voglia già andare avanti in questo discorso, quello che ognuno di noi sente quando si parla di disabilità. Qual è la sensazione che si muove dentro di noi? Che noi qui ora l'abbiamo fatto con dei vissuti, diciamo così, chiamiamoli normali, no? A meno che alcuni hanno avuto nella loro vita questo tipo di esperienza. Però come diceva Claudio, io penso molto che sia legato a come noi viviamo questa condizione, sia nostra, può essere, sia di altri. Quindi quando si parla di disabilità, dato che il tema è questo alla fine, non stasera, diversità, però disabilità, cosa vi evoca? Vi evoca questo tipo di paure qui, questo tipo di, di sensazioni qui? Vi evoca altro? La disabilità penso come primo approccio di paura, perché non si conosce, per cui manca la relazione, come diceva Claudio. Quindi mancando la relazione, mancando il contatto, mancando l'azione di esperienza, che l'esperienza si fa col contatto, chiaramente che si ha paura, ma questo è un sentimento che si dà per tutte le forme della non conoscenza. Quindi se bisogna fare questo lancio di avvicinarsi,
reciprocamente magari, per cominciare a relazionarsi. E quindi la conoscenza porta pian piano a sale che ha paura va via. Qui per esempio mi ricordo un'esperienza che ho fatto tanti anni fa, lavorativa, e mi ha proposto dello stesso lavoro, ma tornavo da via insomma, e mi ha detto che deve lavorare con gli handicapati, con i disabili, come persone, cioè veramente ero abbastanza giovane ancora, però assolutamente era un campo che per me proprio non l'avevo mai considerato in modo più assoluto. Queste persone la insistivano più volte, e mi dicono ma prova, e dopo te decidi quello che vuoi fare. Alla fine sono andata. E questo è stata un'esperienza bellissima, che mi ricordo, chissà 2 anni, là su questo centro, diciamo, la cooperativa sociale, per dire. Per me c'è stata una roba grandissima, veramente che mi ha dato proprio tantissimo, ancora quasi più dell'esperienza che avevo fatto prima, per introdurmi, per relazionarmi, per affrontare dopo le esperienze successive. Per me veramente, mi viene in mente questo adesso, tantissimi anni fa ho fatto questo tipo di esperienze. E veramente, e nella misura in cui te vivi, te condividi con queste persone un percorso, che a fine non te distingui più. Cioè, si arrivava a questo, non so se, cioè là era una disabilità di tipo mentale naturalmente, di disabilità fisica meno, ma più di altro tipo, diciamo, però veramente se questo camminamento di avvicinamento che mi ha portato a assolutamente non aver paura, ma anche a essere entusiasta, voglio dire, cioè confondersi quasi, se si può dire questo, ecco. Quindi se non ti entusiasma c'è intorno al problema che è un discorso di relazione. Sì, come esattamente, conoscenza e avvicinamento, ma in maniera proprio di esperienze anche, non solo così, insomma, ecco. Per me è affetto e tenerezza. Io soffro così tanto per dimenticare e quando ti vedo mi vedo sempre di approcciarmi con affetto e tenerezza, qualsiasi tipo di... Tanti a volte mi dicono che ho paura perché a volte ho paura, a volte la differenza appunto fa paura, invece è sempre affetto e tenerezza. Io ribadisco il concetto di relazione e aggiungo che spesso la sofferenza o la maggior parte della sofferenza è stata proprio dalla mancanza di relazione autentica a causa della distanza generata dall'etica. Mi compare che è strofico in carrozzina e quando si siamo conosciuti appunto leggerà carrozzina e Luca e dopo man mano che la relazione è andata avanti Luca era Luca, non esisteva, cioè sì, gli eri carrozzina ma non esisteva più carrozzina, Luca era Luca, basta. E mi rendevo conto che il grosso della sua sofferenza, depressione e tutta una serie di manie, una serie di altre robe che lui si portava avanti, era due proprio a una mancanza di una relazione, sì, delle relazioni con le altre persone vere, autentiche, normali. Mi chiedo dentro la mia era indifferenza, perché spinto da qualche desiderio di egualitarismo universale, il mio primo approccio alla disabilità era quello: sono tutti quanti identici uguali, che sta il mio lato debole sul tema, nel senso che addirittura era una necessità di non vedere le peculiarità delle singole persone, cioè non è perché uno
non vuole giudicare in base a un aspetto di una persona, che deve quindi negare l'aspetto della persona. Perché si capovolge la cosa, ma si arriva allo stesso concetto di distacco, separazione. Io stavo in mezzo ora ho fatto il mio cammino personale, però all'inizio il mio approccio con la disabilità era un approccio, se vogliamo, freddo. Mi rendo conto, stavo in mezzo a 50 persone con diversi tipi di disabilità, con le relative famiglie, eccetera. Adesso se ci penso faccio addirittura fatica a dire che sto con 50 persone, perché sto con Marco, Mirko, compagnia cantante, però diciamo con disabilità. Quindi il mio primo passaggio era di indifferenza. Beh, io mi ricollego a quello che ha detto Gianluca, pensando a suo papà, mio suocero, che era in carrozzina. Allora, lui era santo prima e anche dopo. La carrozzina era un optional che lui aveva, però io era la persona. Santo nel nome? Sì, il nome sì. San Carrozzina. Non c'era nessun imbarazzo a portarlo in giro, cioè lui era lui, indifferentemente dal fatto che prima non l'aveva e dopo dovuto essere in carrozzina. Perciò era una cosa normale. Dopo penso ad altri tipi di disabilità, tipo non so, persone che hanno problemi di linguaggio o anche psicologiche, allora subentra un altro problema che si può rapportarsi con la persona, perché mi rendo conto che noi altri usiamo il linguaggio, mentre per quelle persone che hanno la difficoltà di instaurare un rapporto usando altri canali che magari io non conosco, magari c'è più il discorso del tatto, di sguardi, di atteggiamento, più che il linguaggio, se c'è quell'attimo di imbarazzo di non sapere quali sensi usare per entrare in contatto con queste persone. Proprio la difficoltà, la non conoscenza che porta a difficoltà a usare altri tipi di linguaggio, visto che noi altri usiamo la parola principalmente. Sicché mi sento disabile a non sapermi come rapportare con una persona che ha un'abilità diversa da mia. E come mi riallaccio a quello che ha detto Maria Rosa adesso, per dire che mi sono io, allora, ho vissuto praticamente la mia infanzia con una disabile psichica molto grave e questo mi ha creato uno schermo di negatività, nel senso che io non riesco tuttora ad accogliere pienamente il disabile. E come quando dico disabile non intendo disabile fisico quanto psichico. Probabilmente qualcuno dalla sua ha visto questa mia difficoltà e mi ha fatto in modo che mio figlio accogliesse una richiesta da parte di un'associazione di fare l'animatore in un gruppo di basket dei disabili. Mio figlio ha 16 anni e da un anno fa questa esperienza con un gruppo di basket di disabili psichici e mi lascio incantare a vedere lui come che si approccia con loro e dico ma come fai? E attraverso lui io sono imparare ad accoglierli. In Giovanni mi piace come che lui li tratta da persone normali, invece io non riusciria, cioè se lui va a dire che devi sbagliare a fare sta roba, io dico tranquillamente. E invece forse per un timore mio reverenziale, forse perché sto schermo che ho davanti, le negatività, non riesco. E quindi sono contenta perché attraverso un figlio imparo. Generalmente i genitori che devono insegnare e invece in questo caso è mio figlio che si deve insegnare e che stravede per loro, perché proprio li ha accolti e loro che ha accolto lui proprio come una persona bella, insomma, lui li accoglie come belle persone e altrettanto loro, cioè è proprio uno scambio tra virgolette alla pari, e questo credo sia un dono che vi è stato dato rispetto alla difficoltà del cammino.
mi butteria un altro sassetto per riempire, perché giustamente Marco dice che ancora spazio per mettere dentro. Se mi dico che disabilità adesso mi richiama il tema della valorizzazione della persona. Cos'è che vi muove questo tipo di cosa qua? Qual è il valore di una persona? Questa domanda qua me la faccio sempre, però. Perché è abbastanza, se vogliamo, anche facile dire una persona non possiamo identificarla nella disabilità. Infatti siamo tutti qua che appunto ragioniamo sull'approccio alla persona, su quello che ci ha dato, eccetera, quindi non c'è nessuno che ha detto quella persona lì da mettere da parte, perché, eccetera. Però fare il passetto in più di dire e quindi cosa significa appunto persona, cosa significa valore. Dopo insomma, io dal mio punto di vista, perché là non c'entro, però per voi cosa significa quindi rapportarsi a una persona che ha questo tipo di problematica e quindi cosa significa quando si parla di valore con questa persona qua? Il fatto di vedere il suo difetto, tra virgolette, come qualcosa di positivo che diventa quasi un pregio. Che richiede, nel caso di un disabile, credo tempo, nel senso che non si pensa che subito te ritrovi a sua disabilità un pregio, perché fa tanto tempo. Io ho fatto animazione su un gruppo di disabili per un bel pochi di anni e ho fatto tanta fatica, però ti arrivi a un punto in cui certe volte proprio la sua disabilità diventa quasi il suo valore, insomma. Te stai buttando lì un sasso pesante, invece devi avere una persona con disabilità. Prova a dire a uno che una disabilità è un valore, uno ti può dire farsi praticamente cammini con le tue gambe. Ti sto provocando perché mi la penso come te, ma la sfida è quella lì. Bisogna proprio entrare dentro. Sì, infatti ho detto che non è una roba, esatto. Non è proprio una roba così, però bisogna confrontarsi su questo, poi se io d'accordo, cosa potresti dire anche su questo tema qua? Perché in realtà quello che abbiamo scritto prima già vi dà una risposta. Cioè, non è mia venuto fuori prima che è una roba da tenere a distanza, eccetera, perché qualcuno che ha detto che grazie alla disabilità capito certe cose che non queria mia capire, quindi davanti a te qualcuno che ti può far capire qualcosa che non ti capisci senza la sua disabilità. È un tema abbastanza, come fa venire i brividi quasi, è un tema difficile, però è vero, io penso che sia condivisa questo tipo di cosa qua, partendo da dei sentimenti personali che puoi essere quelli che hai detto te, no? Sentimenti anche di umanità, lo chiamaria al di là che sia tenerezza o altro, è un sentimento di umanità, quindi di contatto, di calore, arrivando fino a dei pensieri del tipo che mi ha fatto scoprire una certa cosa, una certa modalità di vita, mi ha insegnato. Stiamo parlando sempre di disabilità. Sia tutti in questa linea qua. Tipo per me, dico che sì, sarebbe bello da pensare, però vedo difficile, no, sì, tanto se penso solo a me stesso, prima al lavoro potevo pensare a quello che già era caratteristica per cui magari venivano presi in giro e
ancora adesso probabilmente pensarla come un qualcosa di positivo, sì, ma è ancora difficile su quello, e magari sì. Per cui penso, nel momento in cui c'è una disabilità più evidente, magari più lampante, sì, tanto difficile. C'è una cosa che è difficile anche, allora, rispetto al mio vissuto, no? Questa zia disabile psichica grave in casa, se mi vado a descriverti con un'immagine, vedo mia nonna in prigione, perché tutto sommato mia zia è del 42, quindi, e mia nonna ha sempre vissuto per questa persona e non ha mai potuto avere degli spazi per sé. Quindi in questo senso ho visto la disabilità come una negatività, perché ancora adesso dico, siamo qua a parlare di disabilità, ma pensiamo a una famiglia che ha un figlio autistico grave, piuttosto che, non so, se devo pensare anche alla compagna di classe del mio figlio, Giovanni, che è affetto da una sindrome, da una distrofia muscolare degenerativa. Pensiamo alla mamma che nasce un figlio normale a 7 mesi, che viene la varicella, con la varicella parte la malattia. È un gran bel dire noi altri di tutto questo. E allora, quando parliamo di valorizzazione della persona, dico, Mesia non è stata valorizzata. Mesia, quando ha cominciato a dare l'incandescenza, veniva chiusa dentro una stalla e stava lì a girare giornali. Adesso per fortuna c'è altri mezzi, c'è qualcosa che porta via questi disabili dalle famiglie e lascia respirare i genitori qualche ora, per fortuna. Però quando c'è ora di lavorare sul sociale, i primi tagli, perché quando c'è ora di fare contenimento della spesa pubblica, i primi tagli sul sociale ovviamente, e sul sociale e su cooperative. Quindi pensiamo che su scala una cosa sulla valorizzazione. Questa ragazzina affetta da questa sindrome. Praticamente ovviamente questa è una malattia degenerativa che la porterà alla morte. E questa ragazzina mi dice, Cristina, dove sono seguita a Padova, mi ha chiesto di andare al psicologo, perché ovviamente ogni raffreddore, ogni influenza per me potrebbe essere fatale e dopo soprattutto i muscoli si atrofizzano sempre di più finché un giorno non funzioneranno più. Però mi ho detto che non mi interessa andare al psicologo, perché man mano che viene avanti tutte quante le cose le affronterò. Perché? Che senso ha andare a parlare al psicologo? Perché il psicologo va a dirmi come che potrei morire? Vado fuori dall'ospedale, attraverso il passaggio pedonale, arriva una macchina e mi ciappa sotto e mi sono andata a farmi tante pippe perché come se che morirò e moro come qualsiasi altra persona. Quindi a dirmi, sopravvivere così a giornata, accogliendo quello che viene. Io era partita in prima superiore pensando di fare il veterinario, adesso pensa di fare ricercatrice. Ecco, quindi ovviamente che c'è anche mia un'evoluzione, mi dico positiva, perché comunque accoglie giorno per giorno. Questo veramente mi ha fatto al punto che adesso arriva al punto di dire parliamo dei disabili, ma il gruppo di Giovanni non mi piace parlare di gruppo disabili. Giovanni mi ha detto a fare basket col gruppo e i disabili non riesco più a dirlo, quindi col gruppo dei tosi, dico piuttosto dico così, o il gruppo sorridendo, se non sorridendo vinceremo questo gruppo. Quindi perché disabile per me diventa un epiteto che adesso me l'ho stretto. Per quanto riguarda la mia esperienza, penso che avere un disabile in casa mi sarà tanti momenti difficili anche però per quanto riguarda la mia esperienza che disabili in casa gravi, insomma, non che se, tutte le volte che mi sono approcciata a un disabile mi ha sempre dato una ricchezza, ognuno a maniera sua, perché sviluppa, come ad esempio un cieco sviluppa il tatto, sviluppa degli altri aspetti della loro vita che ti vari avvagliati a volte da come che, uno c'è anche Claudio ad esempio, la sua disabilità è una persona eccezionale quando che parli insieme, oppure mi viene in mente Andrea, un ragazzo che avevo vicino di casa
che aveva un sorriso e mi dava un affetto tale che un suo abbraccio mi colmava più di qualsiasi altra persona. Mi viene in mente un Sammy Basso, un ragazzo con una malattia dell'invecchiamento che aveva in paese, cioè qui spruzza gioia da tutte le parti, qui mi insegna a vivere, cioè lui non sa quanti anni che avrà da vivere, però qui chi cavoli vive così intensamente che lui da solo da insegnarmi, da loro trovo solo insegnamenti. Non limiti, ma insegnamenti. Come mi mente una Cinzia, una ragazza che viene in un negozio, che mi abbraccia e mi dà una carica di energia che veramente, però vabbè, parlo di tutti gli aspetti che ho toccato e fuga, non vivo costantemente queste persone che magari sicuramente saranno momenti difficili, ma i momenti difficili che abbiamo con le persone normali. Stuperia dicendo che su 50 persone nel mio centro una ventina ne potrebbero essere considerate molto gravi, diciamo, disabilità, e quelle famiglie lì le uniche sono quelle che accettano di più la disabilità e che sono quelle che ogni tanto ti vengono lì nel centro e dicono: sai che bello, ogni tanto ci penso, che mi ha fatto vedere questa cosa qua e non l'avevo vista, la famiglia. Quindi mi viene quasi da dire che non è neanche scontato che sia solo una persona che non ha contatto con la disabilità che possa pensare che la disabilità sia una roba che può essere positiva. Paradossalmente, quello che conta a me sono le famiglie che hanno familiari con una disabilità, chiamiamola un po' più leggera, un po' più lieve, che fanno fatica ad accettare la disabilità, perché li paragonano ai simili. Però è lo stesso errore, passatemi il termine, che fa una famiglia che paragona il proprio figlio a un altro figlio di un'altra, non serve essere disabili, perché non, nessuno che può correre come un altro, saltare come un altro, eccetera. Alla fine siamo su quel tema lì. Personalmente vivo questo ogni giorno. Poi che la difficoltà, quello che ho visto, è più che nei confronti dei disabili, nei confronti dei familiari. È molto dura, cioè voglio dire, affrontare i familiari che hanno persone disabili. Cioè, c'è molto più semplice avvicinare il disabile che non la famiglia. E quello che ti dicevi prima, è evidente una situazione che la famiglia vuole a tutti i costi continuare a iscrivere sua Fiora all'istituto d'arte. Continuava e vabbè, la scuola la teneva perché però a un certo punto gli ha detto basta. E la fatica che ha fatto questa famiglia, alla fine, magari su un anno, prima di decidere di inserirla in una cooperativa sociale, la zona. E quanto questa cosa si è rinata, perché si è trovata là in un ambiente che non era il suo, naturalmente, mentre di qua dopo si è sviluppato tanto di più, frequentavano questo centro. Comunque, appunto, questo cammino di questa famiglia, la difficoltà di ammettere che il fiore era un problema, comunque bisognava affrontarlo nella maniera giusta. Sì. Ma una cosa, nelle cooperative come la tua, vedete, cioè a loro gli dà qualcosa o lo vedi io voi altri? In che senso? È una bella domanda, quanti giorni? Ogni persona che ha la sua modalità di crescita e anche di dimostrare il suo benessere. Logico è che è stupido nascondersi il fatto che una persona che vive sulla propria pelle un'esperienza molto più forte di altri sia più in difficoltà anche nel trasmettere in certi casi il suo stato di benessere o di malessere. Quindi sostanzialmente è una sfida continua nel rapportarsi, come abbiamo sempre detto fin adesso, sulla modalità di relazione sulla persona, quindi è una sfida continua sulla modalità di comunicazione con la persona ed è una sfida continua sulla capacità di in
interpretare quale potrebbe essere il valore di quella persona e quindi dargli il giusto spazio. Quindi non è una risposta, almeno io non me lo sento di darla, univoca. Sicuramente che persone che si lamenta che non vuole farsi le foto insieme agli altri perché non si considera, però io personalmente tengo molto vero quello che ti ha detto te, scusami il nome, perché sennò non pare di essere l'insegnante, quello che ha detto l'Antonita, nel senso che in realtà le difficoltà anche dell'integrazione le nasce da quello che queste persone le introietta come una modalità di rapporto con l'ambiente circostante, cioè non è che questa persona che mi viene in mente del centro che non vuole farsi fotografare con gli altri, è perché la famiglia gli ha sempre messo in testa che lui non può fotografarsi con gli altri perché è meglio degli altri, perché sostanzialmente te lo vedi che piacerebbe farsi una foto, cioè come a me piace fare una foto con gli altri, però mi ho la fortuna di non avere evidentemente un sistema di relazioni che mi ha fatto pensare che fosse il caso di non essere fotografato con gli altri, ma non è un aspetto relativo al me essere persona di un tipo o di un altro. Lei come tutti, no? Lei come all'inizio non si era parlato, quando si stava pensando come preparare questa serata qua, dopo la via di testa, dal pensiero che mi potevo portare la mia esperienza personale. Allora la mia esperienza personale è quella di una persona che per i primi anni della vita e sempre meno dopo aveva difficoltà nel dire, nel parlare, ma molto forte. Mi non riuscivo a dire il mio nome, Francesco, perché avevo una difficoltà emotiva molto forte data da forse un trauma familiare, non un trauma. Questa mia difficoltà mi ha portato, essendo stata considerata in famiglia come una cosa che doveva essere superata perché se no chissà cosa, a non accettare il fatto di stare insieme ad altri, per dirvi, non so, nel fare le letture in classe, nel fare, cioè non era tanto la problematica di dire non sono capace di leggere come gli altri, era il fatto, è il tipo di relazione con questa problematica e con le altre persone che mi era stata passata dal mio contesto. Cioè se a me fosse stato passato il contesto, mi viene da dire, l'ho dovuto recuperare io, il fatto che non è un problema del fatto che non sono capace di leggere come gli altri perché ho mille altre capacità, evidentemente non avrei avuto il problema di stare insieme agli altri quando insomma stavano lì e leggevano. La chiusura del cerchio è che io, avendo problemi di comunicazione, sono diventato responsabile della comunicazione. Capite che vissuto dall'interno? Qua volevo arrivare, però penso che lo pensino tutti questa cosa qua. Quindi il muro della disabilità ha doppia faccia, nel senso che se la distanza tra me normodotato e la persona che è portatrice di handicap manca da che altra parte, perché viene una difficoltà di accettazione del proprio essere, ok? Sì, di accettare se stessa, che quindi mi porta a prendere le distanze dalle relazioni con gli altri. Io penso sia così, sì. E quindi appunto è il gap da colmare in entrambe le direzioni, insomma, perché come compare, insomma, tutto sommato è anche relativamente semplice, perché lui a suo modo aveva accettato il suo stato e quindi per me era semplice relazionarmi, però appunto quando ti trovi davanti a qualcuno che non vuole farsi la fotografia perché non si sente all'altezza, perché non si sente come tutti quanti gli altri, ti puoi fare i tuoi passi, però ti puoi arrivare fin là perché dopo un altro pezzo di distanza c'è che altro che era formato.
Dopo mi posso parlare della mia esperienza personale nel centro, ho visto che è molto più facile colmare le distanze quando te spazio, cioè più che far vedere come le difficoltà sono una cosa che è superabile, questo è un approccio, l'altro approccio è quello di far fare alle persone cose che non deve fare, cioè è molto più facile passare il messaggio del stiamo insieme comunque, superiamo le distanze se te concentri, come si diceva prima, su delle capacità particolari, perché mentalmente scatta un concetto diverso, cioè tra virgolette prima goda dimostrare che sono buon comunque, no? Vale un po' per tutti, quindi per dire no, entri dentro lì al centro che è un laboratorio dei mobili, restauro mobili, produzione mobili, tassi e così via. Posso dire a Stefano che lei è un disabile ed è buon fare mobili, che mi non sarà buon farli mai, e questa cosa qua vale molto di più di tutti i discorsi che posso farmi del tipo bisogna stare insieme comunque, condividere, perché in realtà lui mi fa vedere il mobile e mi dice vabbè, sento mi inferiore tra virgolette, no, ma il concetto è proprio quello che mentalmente questo è anche, passatemi il termine, è un po' un trucco perché comunque siamo sempre, almeno anche altri, siamo proiettati a guardare quanto sei bravo a fare una certa cosa, quindi logicamente penso anche sia umanamente, insomma, piuttosto che stare lì a girare il coltello nella piaga sul fatto che non si può camminare, è molto più facile a stare lì a ragionare su cosa che si può fare. È una valorizzazione che ti porta però dopo a ragionare anche su quello che non ti si può fare, perché logicamente dopo non si tratta mai di negare il fatto che uno non sia buono a camminare. Se non può camminare, adesso non sono disabile dal punto di vista fisico, però le do una settimana che ho un problema, insomma, al piede, al tallone, che non so come andrò a fare un'operazione, non so che, forse mi tagliare il piede, non so, ma lei da una settimana mi sono che cammina tanto, no? Che si muove per la comunicazione eccetera, mi tocca stare sempre a 10-20 metri in derivo in questa settimana qua e dire a tutti che aspetta, sia giornalisti sia quando vado a fare le partite del cuore che ho fatto eccetera, sempre lì in derivo. Non è che posso negare il fatto che go male solo per far finta che mi sono dotato come tutti gli altri di camminare e soffrire come un cane e dopo farmi anche del male. Però quello è una modalità che è molto meno facile, cioè è molto più facile cimentarsi su un qualche valore, insomma, che abbiamo tutti. Però posso intervenire da lei, secondo te? No, quello è un punto un po' particolare secondo me, perché, come dire, c'è sempre questo bisogno di pigiare nel tasto, bisogna con questi fioi, ma potremmo parlare per ognuno di noi, no? Pigliare un aspetto di un altro che in qualche maniera vuole essere valorizzabile e là si spinge, in maniera tale che attraverso quella cosa venga assunto un riconoscimento, qualcosa. Il che innesta il fatto contrario, sa fare una roba, non sa fare che altra, cioè punti su una direzione che è errata. E voglio dire, credo che la vita è vita, appunto, cioè ha valore in quanto vita, non cos'è altro da vita. Questo lo dicevano altri, ma se tu hai a che fare con 50 persone, se in qualche maniera puoi stare vicino a un genitore che addirittura è in attesa di un figlio che tra virgolette non sarà, o addirittura ci sono quelli che vivono a metà, ci sarà, però colgono come è arrivata una vita, non me ne frega niente di com'è sta vita rispetto dei canoni, che poi quello che comporterà realmente in termini di fatica rispetto a un mondo che ragiona completamente diverso rispetto a questa cosa. Nulla toglie difficoltà, fatiche, scontri, solitudini, un mondo di roba. Però questo è il punto centrale, no?
perché da qui partiamo tutti. Allora, o la vita è un valore in quanto tale, perché l'essere è un valore, la vita è un valore. Se cominciamo a classificare questa vita in altre maniere, siamo fottuti tutti dal primo all'ultimo. Però sai quello che succede? Perché ti sei medico. Allora abbiamo sbagliato qualcosa. Cioè, quello fatto. Cioè, Allora abbiamo sbagliato qualcosa. Non so quando, forse dall'inizio, però questo è il punto. Cioè, in mezzo possiamo calibrare tante cose, eccetera. Totalmente d'accordo con te, perché mi hai fatto detto che è un trucchetto che può portare. Per esempio a me mi fa venire in mente quando siamo a te qua per andare a cantare al coro della Deborah Alessandro. In realtà loro sono stati talmente bravi da mettere insieme persone che nessuno era cantanti, professionisti, ok, però tra virgolette era il trucchetto per il quale qualcuno era insomma il maestro, qualcuno era quello che suonava la chitarra, qualcuno l'importante era, questo è un parere mio, è non far diventare il trucchetto per incontrarsi un ostacolo che è quello lì che si diceva prima, cioè te cadi nella parte opposta, se te identifichi il ruolo, se no che la persona lì non so se sia una roba umana o se sia, come ti dici, una roba un errore atavico. Questo. Giusto per segnalare, no? Iniziamo il valore della gentilità o la gentilità come valore e quindi dopo troviamo il valore della vita in quanto tale. C'è la domanda Quindi tutte le vite di tutte le persone, di tutto il mondo, di tutte le categorie, sì, qua si apre, senza distinzione, la vita senza distinzione di razza, di religione, di status, eccetera, eccetera. Allora bisogna da chiedersi perché invece si fa il contrario. Cioè perché invece si tende a schematizzare, a impacchettare, a etichettare una certa persona con, cioè che qualcosa sotto che ci porta a fare questo, che forse lo facciamo tutti con diverse categorie, cioè la disabilità può essere un esempio, può essere a nazionalità, può essere che tutte le diversità che possiamo mettere, insomma. Cioè, se viene a pensare che forse può essere qualcosa di fondo. Voglio pensare così a pelle, no? Che mi dà fastidio per la disabilità, mi dà fastidio. E quando che queste persone identifico che ho un rapporto, quella che in teoria è etichettata come disabile, per me non sei disabile, persona, ha un nome, prima di tutto quando parliamo dei nomi, ha 1000 aspetti, tutti i limiti che erano tutti. Però quando una persona te conosci, in vedere che una pubblicità tempo fa, no? So Domenico col tumore. Dopo vedere la seconda immagine, so Domenico con una famiglia, cioè una serie di passaggi per cui quell'aspetto là non si cancella, sarebbe assurdo, però c'è un contesto di persona generale. Cioè, tante volte non si conosce la persona, vede l'etichetta, però quando la conosco non vede l'etichetta, vede lo stesso limiti, dopo vengono tutti in varie forme, ma proprio diversità. Quando che roba ti tocchi, mi dà fastidio pensare a una persona che conosco, che voglio bene, fastidio nel senso che non le metto l'etichetta, ha le stesse difficoltà che tutti quanti che avevamo in maniera diversa, però non me vado a mettere l'etichetta. Però se sei una persona che non ti conosce, se l'etichetta è un masso questo. La disabilità vuol dire proprio una distanza che quasi non voglio tenere distante, mi fa paura.
frase proprio conoscenza che Sì, persone che conosciamo accettiamo, oppure vedendo tante cose, tanti aspetti, appunto perché essendo persone, è la cosa più importante, che sono ora che invece a parlare sono disabili, se un masso, vuol dire tutto il resto, sì, era qualche lato positivo, ma quello è il masso che ti segna, è proprio dà fastidio nel senso non fa star male, perché se è proprio un segnale, anche perché chi si può permettersi di etichettare gli altri. Adesso si dice diversamente ed è il fiore della letteratura, no? Sì, che alla fine, sempre, alla fine il senso, uno dà anche tutti i nomi che vogliamo, ma sempre etichette, ci identifichiamo, sempre edulcorare qualcosa che... Beh, mi viene da pensare che mettere in etichetta se voler creare quella distanza di cui parlavamo prima di togliere, cioè nero, ebreo, gay, eccetera, mi distanzia dall'altro, mi non so nero, non so gay, non so ebreo, non so povero, non so, mi dà modo di valorizzarmi abbassando gli altri, europeo, americano, etichettando l'africano, etichettando chi che non ha quel valore che la società ha messo come valore che non sono valore. Ecco. Perciò etichettare lo ritengo contrario di quello che ti dicevi prima, che di avvicinarsi all'altro, se proprio creare quella distanza, mi non so così. Io credo che sia anche il problema delle famiglie che fa fatica a accettare questo. Per questo, perché la società gli mette delle etichette e non è facile accettare per quelle famiglie che ha da fare, problematiche che non è semplice. Che finché, come diceva prima, finché si parla che non si vive certe problematiche, ma chi vive? Sì, nel senso, anche dicevano tutti d'accordo, però chi che vive. La preghiera delle nonne era sempre quella, Signore, tutte le fiore che mandami, e non sta l'esaudia. Che delle persone che un po' non sono per me di se stesse parole adesso, perché diceva sua nonna, perché è porta il peso personale. Dove vai dopo queste persone qua? E loro si sente. Cioè ti vive da famiglia con una cooperativa 3, 4, 5, 8 ore, ma dopo di chi sei queste persone qua? Questo è il problema che bisogna porsi, di chi resti, chi si è predicato dopo. Sì, dopo di noi. E dopo che sei certi, magari non so, puoi contare sui fratelli, ma laddove che sei magari figlio unico disabile, dove vado? È un problema oggettivo. Questo è il peso che aveva mia nonna, questo è il peso che vedo qui sempre per le famiglie, insomma. Dove vado col figlio? Cioè, penso che il problema di un genitore è quello di sopravvivere, cioè il figlio che sopravvive a se stesso è secondo natura, perché un genitore dovrebbe sperare che il figlio muoia dopo di lui. Ma questi genitori qua tante volte sperano che i figli muoiano prima di loro, perché chissà che il cuore del mamma e il cuore del papà accudisce al cuore di qualche altro, fin dove sei che l'accudisci? Questo è il problema. Una volta che viene internai nei manicomi, non vogliamo ritornare a che cose là, ma adesso, che strutture si che accoglie queste persone qua? A volte i cosiddetti centri di accoglienza e si dimostra il peso dei manicomi della volta. Dal punto di vista personale penso che sia un discorso di comunità. Pensiamo che debba per forza essere una risposta che sia diversa dalla comunità a questo tipo di problema qua.
so che sarà mai un centro diurno, mi fanno parlare di un centro diurno più bello del mondo, per me è più, cioè, sempre perfettibile, però ci domandavamo prima, alimentando la pizza, eccetera, una società che ha bisogno di un centro diurno per le persone con disabilità, ed è questa la soluzione che è ipotizzabile, cioè il più bel centro diurno per le persone con disabilità. Mi pare una soluzione un po' inumana, quasi, personalmente parlando. So cosa prova le famiglie, però so anche che quando te parli con le famiglie che sta bene, quelle che ha un contesto relazionale positivo, non è quelle che lega una soluzione specialistica positiva. Cioè la soluzione specialistica vuol dire come andare dal medico, dato che non è una malattia ma è uno stato di essere, non è che ti serve lo specialista che ti cura il mal del piede, come curerà me, ti serve un contesto relazionale che ti permette di vivere le difficoltà, che sarà di più di altri o meno di più di altri, in un modo sopportabile, positivo. Però il mio punto di domanda che mi pongo, che ci siamo posti prima, la soluzione è avere uno Stato che sia in grado di pagarti dei centri diurni super belli con dei pulmini super belli, o avere una situazione in cui la comunità si rifà carico in qualche modo di quello che è la vita delle persone alla fine. Perché non se lo scondemo mia, ma le persone che hanno una vita sua, cioè che prima abbiamo parlato non so da quanto, un'ora e mezza, un'ora, di quello che è una persona, di quanto ti dà una persona, eccetera. Allora, parlo un po' riduttivo dal mio punto di vista sulla mia persona, ridurre a quella persona lì a quando ti dà qualcosa e quando invece lei è tra virgolette in difficoltà a pensare a una soluzione che non sia me stesso che trovo in modalità, che sia un centro diurno e che quindi lo Stato doveria, cioè è molto secondo me riduttivo, almeno personalmente mi lo vivo così, perché mi parla di trattare le scarpe, allora a quel punto lì un posto, una bella scarpiera, tutta bella, tanti soldi, almeno me lo vivo così. Sì, io sono pienamente d'accordo, però concretamente parlando, cioè bisogneria che fosse una comunità dall'inizio che condivide un percorso e alla fine la risposta è come dire, un accudimento comunitario, ma se non che se questo, per esempio un'esperienza con il paese, per esempio, allora, parrocchia ha messo a disposizione uno spazio dove si sta accolto delle persone con problemi psichiatrici ma non di intensità, così, perché naturalmente queste persone che poi vivere in un appartamento gestito, insomma, ecco. Però la cosa, appunto, di una comunità, però non è stata vissuta la comunità, è stata una cosa decisa per vari motivi, insomma, per cui c'era lo spazio, c'era un'esigenza da parte dell'ULSS di collocare le persone in appartamento, per cui è stata fatta questa roba. Ecco. Dopo è stato chiesto in successione allora coinvolgimento della comunità per come dire, accompagnare in qualche modo. Questo non sta succedendo molto poco, perché a mio avviso, ho sempre detto questo, se nella fase iniziale che bisogna condividere determinate cose e dopo le si assume e le si porta avanti. Se no può succedere, che viene facendo, per carità, spero che succeda questo, però è più difficile questo percorso. E questo fa dire che bisogna inizialmente iniziare un percorso assieme, in condivisione, per dopo farsene carico. Se no la realtà è quella di questi centri con dei disegni e dopo chi che si invece nel caso del fondo e chi che è in grado di, e altri nelle case famiglie, insomma, le cooperative mamma sta organizzando, insomma, non per tutti, questa è la realtà, non è la massima, però. Viene da chiedere, non so neanche perché mi viene da chiedere come mai, tra virgolette, per comunità, per società, insomma, o per comunità, così più semplice, è così difficile.
Perché va a toccare il tuo personale e nonostante tutti i bei discorsi che comunque si fa e che si condivide, quando che ti tocca a te in prima persona è molto più ferita. Cioè, ti dici, voglio dire, accudimento comunitario. Questa è una bella parola, cosa vuol dire? Cioè, concretamente cosa vuol dire? Dedicargli del tempo che altri. Come? Dedicargli del tempo che altri. Ok, con che modalità? Cioè, per tanti parole muore la fame. Adesso la dite proprio, cioè, trovo... Però se noi... parole può essere la vita, però... dipende. Però detto dice il contrario. Sì, può da lì, è vero. No, era solo per rispondere a te così, a domanda che ti facevi e provocare. Detto un po' una cosa, cioè una riflessione rispetto a questo, no? In Italia, in media nel mondo, in Italia il 5% della popolazione è disabile, no? Da vario titolo. Forse me sto citando. Cioè, su un schema culturale, perché se mi parla fondamentalmente degli schemi culturali del pensiero, il 5% delle persone le indica in questa fascia. Allora, su questo 5% che più o meno esistono 2,5 milioni di persone, che non esistono tantissime, e invece di far così, facciamo finta che quel 5% mi appartiene, quindi ognuno ha altri in qualche maniera, su uno schema di normalità, ha un 5% di disabili per qualche parte. Allora, quello che ti dicevo un po' salta fuori la nostra cosa, no? L'altro mi mette in difficoltà perché mi sveglia qualcosa della mia imperfezione. Allora, l'accudimento nasce prima di tutto, credo, da un abbraccio del 5% che abbiamo dentro della nostra imperfezione. Perché questo significa che stasera ognuno altro può buttare là, tanto per scommissiare, le nostre disabilità. La mia disabilità mi posso mettere là, la mia disabilità sociale rispetto alle relazioni e tante cose. Cioè quelle cose che noi altri nascondiamo da noi altri perché gli altri non devono vederli. E questo credo che sia un esercizio che tutti quanti potremmo, se siamo onesti con noi stessi, portare fuori. Okay? Perché questo 5% in tasca ci pesa come una grande vergogna e lo mettiamo in scassea. E questo qua non sappiamo, nel momento in cui lo mettiamo via e non lo trattiamo come una parte normale della nostra vita, perché la vita è anche questa. Vedi il valore della vita presa nella sua totalità. Questo nel tempo, investita in mala maniera, fa sì che diventa un capitale pesantissimo. Porto l'esperienza da fratello di una persona disabile, okay? Che ha vissuto gli anni in cui i disabili venivano chiusi in casa, no? Okay. Non sembra di parlare tanti anni fa, 40 anni fa. E la signora parlava di una persona che quindi ha vissuto ancora i periodi più bui. Comunque 40 anni fa era addirittura l'ente morale per eccellenza. Purtroppo era un'agenzia morale più che che sarà la chiesa che addirittura dove che era un qualcosa di normale, che era un peccato e non scordiamo non per buttare il dito sulla chiesa, perché la chiesa del Cristo è un'altra roba rispetto all'ente morale che viene su in cui addirittura indica. E quindi questa cosa, proviamo a pensare nell'arco di quanti anni, cosa che si sviluppa in termini di vergogna, di peso, del segno negativo sulla vita. Ecco, questo secondo me è il primo accudimento, il primo step da passare, il fatto di andare incontro alle nostre zone nere, diciamo così, cioè alle nostre ombre. Il nostro guru
sa bene cosa sia l'ombra, no? Potrebbe dire di più. Perché alla fine non è ombre, sembrano altri che invece abbiamo possibilità, è parte di noi stessi, e credo che oltre agli uomini la vita si manifesta in tante altre maniere, in altre forme di vita, che non sempre rispetto a un schema. La vita è una roba così, che non sia a nostra portata in termini di conoscenza. L'unica cosa che dobbiamo fare è accoglierla e abbracciarla in quello che è, con tutti i casi e se no, vi ripeto, la testimone che sono me, perché se ti porti dentro me che sono un fratello, che non sono una vergogna infinita, che ti crea una distanza col mondo che talvolta credo, tante volte mi sento incolmabile, pure voglio dire, perché non è una questione di avere un bel manco, essere questo che altro, è proprio una questione di essere e sentirsi in pace fino in fondo questa vita. Perché qualche volta dice, ma ti incontri il disabile, no? E dice, è mega aperto, mica ho un amico fraterno prete che mi dice sempre i disabili, passiamo sempre, parliamo di questa categoria, i mega, come dire, mi ha dato un pertino e mi ha fatto diventare prete, mi dice, guarda, bellissimo. Però so anche che lei è sincero, perché lui è molto, come dire, non è uno che si nascondeva, insomma, in qualche maniera che ha fatto i conti questa cosa, questo 5% l'ha abbracciato in fondo. Però se no partiamo da qua, gireremo tanto intorno, ecco. Cioè, se qualcosa di noi altri, di cui abbiamo paura, tra virgolette, in qualche maniera o proiettiamo o proiettiamo all'altra persona e quindi etichettando allontaniamo in qualche maniera sta roba di cui abbiamo paura di noi altri. Quindi qualcosa. Sì, nel meccanismo viene chiamato come proiezione, no? Sì. Credo che non sia semplicemente questo, quel che è stato definito in termini psicologici proiezione. È questo che però ha ancora di più un valore assoluto, questa cosa, cioè è veramente un cammino da fare dentro di noi rispetto a questa cosa. Perché vuol dire, nello stesso momento, se andiamo con lo stesso argomento, se andiamo in l'esopo a parlare di questa roba, è completamente un'altra cosa. Quindi te capisci che se in ogni angolo del mondo parliamo di questa cosa in maniera diversa, significa che ne è stata delle costruzioni mentali e culturali rispetto a questa cosa, però del fondo resta il fatto che siamo qui a parlare di questa roba. Probabilmente dove che non si parla di questa cosa e tutto viene assunto in una maniera normale, viene un cammino di liberazione personale del fondo rispetto a ciò che può essere un meccanismo che da noi altri figli della psicologia viene definito proiezione. Quando parli di definire peccato in qualche forma, se tutti in qualche maniera che dà un nome a questo tipo di meccanismo, però si può vedere che è un meccanismo ricorrente, se ne danno nomi diversi, però è una cosa che voglio aggiungere una cosa, perché continuiamo a girare intorno all'etichettamento, alla cosa del personale, eccetera. Mi viene a dire, non so che forse è un bisogno che comunque devi etichettare. Insomma, tu gira intorno a questa roba negativa, ma evidentemente se lo fermo così tanto facilmente sarà un bisogno. Maria Rosa aveva detto che egli era etichettemo che altri fa valorizzare noi altri a loro discapito. Ma perché c'è questo bisogno? Per riconoscere, a volte etichettiamo anche tra noi altri, etichettiamo, ma anche noi in maniera negativa. Quindi è una cosa che fermo per necessità. Ma per paura di perdere qualcosa. Non so. Paura della perdita del bene. Che può essere questa,
senso dove può essere chiesto. Viene a pensare ad esempio ai bambini che si spiegati su queste robe qua, ciccione, quattro occhi, cioè tremendi. Mi viene a pensare che sia un modo proprio per dire mi non so così, un po' come che diceva Carlo, no. Emanuele. Quello grasso se quello mi so quello, cioè un modo per mi so più normale, un modo per sottolineare il sé, mentre una persona che ha un suo sé formato, equilibrato, non ha bisogno di etichettare l'altro, perché si accetta come che ha sé, per quello che ha sé, con i suoi difetti, con i suoi pregi, col suo essere, e non ha bisogno di sottolineare la differenza dell'altro, perché non nota neanche la differenza, perché l'altro è un sé formato in maniera diversa del suo sé e basta, non sussiste il problema. Penso che abbiamo tanta strada da fare. Non è anche un modo, quello che io fa i bambini o che io fa i grandi, sì. È anche un modo per dire, dichiara un'appartenenza a un gruppo. Se tu ti vanti a dire che io là il ciccione, io dico anche a me, mi fa parte del vostro gruppo. E quindi anche i grandi, che mi sia uno grande che dice ti dissi un ebreo, tu dissi un neo, è un modo di dire buon certo distanza da te e mi avvicino a un altro gruppo di persone. Quindi è un modo per unificare, per dire voglio stare con loro. Ma scusate, ma non... Secondo me cos'è l'etichetta in sé? Cos'è come che uno sente? Cioè, se mi dico a Sabina sei bionda, ok? E siamo in un gruppo di persone che definisce bionde negativamente, però a mia diventa un'etichetta. Se invece per noi altri biondo, se qualcosa è normale, identifico Sabina, ma non so che la voglio etichettare con questo. Quindi se mi dico l'ebreo, per me essere ebreo vuol dire una ricchezza culturale che mica cattolica non ho. Quindi l'etichetta dove sia, in chi che la percepisce, non in chi che la dice, secondo me. Ok? Perché bisogna vedere che tipo di etichetta, cioè che tipo di sensazione che provoca dentro di chi la dice. Per me una persona ebrea è una persona che ha una ricchezza interiore e una capacità e un quoziente intelligente anche tante volte maggiore del mio. Quindi lei è ebreo, lei è di colore, lei... Attenzione, perché sennò veramente rischiamo di derivare al punto che adesso non abbiamo più da scrivere nei format di iscrizione ai figli genitore 1 e genitore 2, perché non si ha da etichettare, magari si è scritto padre e madre. Attenzione, perché non cosa c'è che c'è l'etichetta? C'è quello che noi percepiamo, altrimenti veramente cominciamo a deviare e ora siamo d'accordo a scrivere genitore 1 e genitore 2 nei format di iscrizione dei due di scuola. Io lo voglio parzialmente, perché se tipo ti da sola, no? Italiana, che si immerge in un gruppo di inglesi e te sai che gli inglesi considera gli italiani umanamente e tutti quanti ti dice ti sei italiano, ti come ti senti? Ma allora, quello che avevo appena detto, cioè secondo che uno percepisce l'etichetta, non cambia il fatto che mi sia italiana. Certo, ma il fatto di essere italiana ti fa sentire male. In che contesto è la testa da? Se l'uno è l'altro. Se l'uno è l'altro, dipende da tante robe. Non è che non bisogna dare un nome a tutto per caso. Può essere che semplicemente che non bisogna dare un nome a tutto. Può essere che questo è in Genesi è un uomo che dà nome a tutto. Le volte noi ci devo tanto intorno, non sia solo un bisogno nostro. Non è che la definizione un nome a tutto quanto. Ma non è neanche il nome, è l'atteggiamento. Quei nomi, ho saputo che sia, niente. Se l'atteggiamento, la redazione, il tipo che tenemos quale altre persone, tutto. Sì, c'è considerare, secondo me, non è il problema dell'etichetta, se ti consideri a persona solo che l'etichetta là, come che si diceva prima, non è il problema di dire uno che è ebreo, ma se
ti partire, cioè per uno le so ebreo, e ebreo vuol dire queo, allora a che punto là diventa un'etichetta, cioè senza considerare tutti gli aspetti, quando l'etichetta diventa, cioè quando la persona viene identificata in qualche maniera con l'etichetta. Cioè sparisce la complessità della persona, il rischio dell'etichetta è che all'interno della disabilità ti diventi una persona, cioè, considerando nella sua totalità un unico aspetto. Quindi in pratica te oggettivizzi, cioè non diventa non sei più una persona, diventa l'etichetta, però l'etichetta è che non ti davanti a una persona, ti davanti a un oggetto. Anche gli ebrei, quelli di Kinga, cioè nei lager, non uccidevano persone tecnicamente. Cioè gli è stati completamente etichettati e diventati degli oggetti che venivano messi in forni o messi, cioè, prendendo purtroppo una cosa come esempio, però la spersonalizzazione e far entrare una categoria di persone che erano completamente diverse, cioè questo è un esempio molto chiaro di come che l'etichettamento e l'oggettivazione della persona poi cioè serve abbiamo bisogno di separare anche cioè, per mettere tutti in un centro o metterli tutti in un campo cioè, bisogna prima averli spersonalizzati, cioè averli fatti diventare l'etichetta che è stata messa in un certo senso. I veci, mettiamo in casa di riposo, ma i veci non esiste come categoria. Per dire anche tornando al tema nostro, prima si era da toccare il tema del con disabilità, diversamente abile, eccetera. Mi sono d'accordo con Cristina nel senso che, in una parte del concetto, nel senso che io mi sono divertito, a un certo punto io non sapevo come chiamare, perché allora, il contesto è che anche il nome stesso, il mio nome Francesco serve per potermi chiamare in contesto, se no te mi chiamarisi e tu, quindi dopo mi voglio essere limitato al fatto che sono Francesco perché è famiglia Drio, quindi anche lì che è un retaggio delle etichette se vogliamo eccetera. Quindi mi che mi occupo di, tra virgolette, centri diurni con disabilità, se voglio parlare con l'ULS dovrò trovare un sistema per dire no, le più fantasie, no, gli ospiti, gli utenti con disabilità diversamente abili, ragazzi, no, perché noi miei giovani, persone, buttei, perché siamo veronesi, ma non mi capisce tosi, ma come cacchio gota chiamarli qua? Ma perché gota chiamarli? Insomma, ecco. Allora lì il mio divertimento, tra virgolette, sta a parlare con le persone stesse, con cui ho più dialogo lì all'interno, e dire ma ti come te pensaria essere chiamato se ti devo identificare proprio quell'aspetto lì. Se ti chiami Damiano, però se vado all'ULS te go da dire Damiano, la persona disabile, cioè dimmi ti. E allora praticamente le avevo fuori che Damiano per dire diversamente abile, non lo capiva, chiamami con disabilità, nel senso che, per dire, con disabilità implica che tu dici persona con disabilità, come dire a me persona con difficoltà nel parlare, quindi già identifichi che io non sono solo balbuziente, ma sono persona, a me darebbe fastidio essere identificato, è sempre una cosa molto soggettiva, quindi sono d'accordo su te sulla soggettività, questa è la prima roba che mi viene da dire, quindi praticamente dovresti sempre dire te come hai avuto che te diciamo, ma appunto Mario, diciamo Mario, no? Ok. Detto questo, che è un problema, che è un fatto, quindi tocca essere democristiana, dire che è giusto che è, di contesto, perché è indubbio che, come ti dici te, no? Dipende da come uno percepisce l'etichetta, ma come uno percepisce l'etichetta dipende dal contesto in cui l'è dentro inserio, perché se ebreo in certi contesti era un problema, nel senso che magari a me mi piacerebbe essere chiamato ebreo, ma io che non te mi chiami ebreo in mezzo a diese nazisti che mi vuoi, cioè chiama me, quindi sostanzialmente è il contesto che ti crea, quindi sostanzialmente però che è anche una situazione per cui anche se ti sei la persona più equilibrata del mondo, porta pazienza, so equilibrata, non sta a chiamarmi ebreo in quel contesto lì o disabile, perché? Perché sostanzialmente non siamo tutti santi pronti a
diciamo così, morire per un concetto di equilibrio personale, cioè i pochi nella storia che si è fatto copare pur di non essere coerenti, no, con l'etichetta. Forse non lo spiega mai sicuramente. Io non voglio dire che non esiste il contesto. Quello che voglio dire è demonizzare il fatto che mi chiamano il gruppo dei fiori disabili. Cioè, non dobbiamo demonizzarlo, nel senso che se sono ebreo e sono mezzo i nazisti, questo va demonizzato, ma lei il contesto è negativo, ok? Allora, nel momento in cui noi altri percepiamo il fatto che mi dica una persona di colore che, faccio un esempio, che se una persona di colore è sporteo, perché lavora all'Ips, e se una persona di colore è sporteo, io, mamma mia, non si va da dirlo, cioè, capito? Dai, insomma, così un attimo mettiamo il boccifello perché sennò non dobbiamo più dire niente. Che sia un modo sporteo oppure che sia un modo sporteo. Stesse parole, capito? Il modo difficile. Dobbiamo demonizzare il nome perché Dio ne ha dato la capacità, la proprietà di dare nome alle cose e alle persone e anche a dire, allora, anche per, non so, faccio un esempio, a sporteo che è una donna. Vabbè, la donna aspetta il suo turno. A sporteo che è una donna incinta, non vediamo un'etichetta che è una donna incinta, però che la donna incinta è deve essere servita prima degli altri. Quindi attenzione, quindi c'è il contesto che crea, ma non l'etichetta, non dobbiamo demonizzare l'etichetta o comunque il nome. Ecco, forse è stato demonizzato il nome, il nome, l'aggettivo con cui si definisce la persona. Che dopo un altro qua dentro ci chiama etichettare e probabilmente perché abbiamo dei substrati nostri, tra virgolette, negativi, siamo dire no, non si deve etichettare. No, ma scusa, sente scena, giusto per fermare, cioè dare un nome e etichettare, esido azioni ben differenti, cioè. Se mi dico che se no incita sporteo, ti come No, prima, non è contesto, voglio dire, dare un nome al discorso, dire una cosa, dare un nome proprio a qualcosa che gli appartiene. Etichettare è già un verbo che dice già un'altra roba, esistono robe diverse, per cui dobbiamo esatto. Quindi per chiudere la cosa, se andiamo verso una parte, siamo già di siamo di scala verso qualcosa che non esevita, dare un nome nella cosa, quello che dicevi prima. Io sono un sacco, e anche dei nomi, le etichette, perché sono i nomi. Basta sapere chi invitare più al prossimo volta. C'è un certo tipo di visione in questa fase fondamentale perché gli apporti della persona, gli apporti della persona Katia, Maria Rosa e Franca, cioè, così ce n'è. Cioè che ha un valore perché sembra uno spazio, una necessità di come che andiamo avanti giorno per giorno adesso nel contesto in cui stiamo, eccetera, e pensare, forse fare un'utopia questa naturalmente, però bisogna credere in un'utopia, no? In una carriera di utili all'accudimento della comunità, quello che diceva. Questo è il punto, cioè che sei ancora a margine da ripensare, o forse questa crisi, se io veramente mettermi a prova e forse non c'è tutto mai per ritornare un po', no? Fare qualche passo indietro che non si fa mai, però rivedere un po' alcune robe, insomma. C'è un punto di domanda, mi faccio. C'è ancora spazio per. Che se di tentativi. Sì. Cioè, gli altri siamo da San Martino, per chi ti ha detto prima dopo di noi, non so se con condizioni di causa o no, ma San Martino che è un progetto che da anni che si deve cercare di far partire appunto per dare un oltre ai genitori che ha figli con disabilità, insomma. È tutto è un progetto molto ambizioso e ogni anno si spera di riuscire a mettere una pietra in più rispetto a uno stato di avanzamento. Non so darti i dettagli dello stato attuale. So che
Questo trovo un risvolto un po' triste, che addirittura l'amministrazione comunale usa questo come leva per... Che tra l'altro facevano di strutture che sono diversamente in piscina e li facciamo lì. Però ti quando parlavi di comunità, ti intendevi comunità come presa in carico della comunità, no pietre, sì. No, appunto, no, che la cooperativa decide di fare sta roba col comune per fare sempre una roba istituzionale, diciamo così. Sì, dopo siamo umani. Intendevi il discorso che altro. Mi potrei dire che credo nella forma cooperativa, posso dire, perché è una delle forme più partecipate, sì, quindi potrebbe essere sempre soluzioni un po' specialistiche, chiamiamole, no? Sì. Però è anche utopico pensare, io sono un utopista, credo, però è anche un dato di fatto, come si diceva prima, che umanamente le soluzioni un po' più distaccate, quelle più percorse, insomma. Che dopo sia dei manicomi, non più, ma comunque i centri psichiatrici, la psichiatria pubblica, insomma, quelle legali che ancora, insomma, quindi non è che sia magari forme un po' più di comunità, sicuramente auspicabili. C'è stata una roba che è stata forse accennata prima, quando si era fatto questo discorso qua dell'accudimento comunitario, insomma, di quello che fa la comunità. Perché effettivamente già stasera mi sembra si è visto fuori, se parlavo, prendiamo l'esempio dei disabili, c'è di tutti, tra virgolette, aspetti positivi, cioè di tutto quello che ci dà, cioè effettivamente i tanti valori e quello che ci dà. E c'è stato accennato prima, mi sembra che il problema è che forse abbiamo altri valori, cioè altri valori che riteniamo più importanti dell'abbraccio di un disabile, di quello che puoi darti un disabile, o del fatto che anche dalla difficoltà può venire fuori delle risorse. E il fatto che la comunità non riesce a fare questo è forse perché la comunità da poi, cioè che siamo altri, abbiamo qualche altro, cioè invece le robe che riteniamo più importanti di queste. La domanda sarebbe, qua esiste roba? Tutte etichette alla fine, cioè se tutte etichette, perché alla fine, cioè, io non penso che sia come diceva Cristina, cioè il fatto anche di descrivere, se uno ha un colore diverso, del nero, cioè voglio dire, non te che togli niente, se uno è biondo non te che togli niente, se uno è gay non te che togli niente, cioè persona cosa è, il suo colore dei capelli, la sua religione, cioè no, la persona è i suoi valori, le sue idee, i suoi sentimenti, i suoi affetti, i suoi sogni, cioè questo è la persona. Dunque se noi altri non siamo, cioè il nostro lavoro, se noi altri non siamo la nostra macchina, se noi altri non siamo il conto in banca, cioè così ha il nostro senso, per me il senso è donarsi anche a altri. E dunque se copre il bisogno della comunità. Cioè se noi altri non siamo tutto questo, cioè non questi valori qua, cioè cosa ci spinge? Cosa è il senso della vita? Le cose donarle anche a altri, se ti doni anche a altri, in una misura anche piccola, ma te vai a fare comunità. Mi penso che in un certo senso la chiave di svolta sta qua, cioè bisogna accoglierlo come valore fondante, superiore agli altri. Sì, dicevo all'inizio che faccio parte di un gruppo che è tra l'altro interregionale, è composto al 50-60%, quasi 65% di disabili anche molto gravi e gente anche ammalata purtroppo di malattie terminali, alcuni sono già morti, e di persone invece che si prendono cura di disabili o a livello professionale, che sia il medico, il fisiatra, che sia il fisioterapista, che sia un infermiere, che sia varie persone, che sia anche dei genitori. E in questo cammino che abbiamo fatto in questi ultimi 7 anni, ne si passa da capire
e siamo arrivati a una tappa, adesso non sappiamo cosa che sarà dopo, che il problema della disabilità, come che si sta affrontando nelle società nostre, parlo di società occidentali, non conosco in Africa, non conosco l'Asia, che purtroppo va molto male se uno nasce disabile, dice che con tutta probabilità accade che il disabile non si configura, e non si configura a maggior ragione 30-40 anni fa, come qualcosa di funzionale alla operatività generale del corpo sociale, per cui diventano grosso modo, venivano considerati ma anche adesso, come delle zavorre inevitabili, ecco, no? Per cui l'accudimento mediante centri specializzati. Questo è il modello tedesco, ad esempio, che mi ha raccontato un signore che lavora su macchinari di altissima specializzazione, sempre a servizio del mondo della sanità, e dice che è rimasto scioccato perché in Germania la cosa funziona così: la persona viene individuata socialmente come tale, la famiglia viene sensibilizzata ad avviarlo per tutta la vita. Il disabile va a finire dentro a una specie di ghetto dorato, e per cui in questi supercentri, dove addirittura la direzione del centro è disabili, gli operatori del centro fin dove chi deriva disabili, gli accuditi sono tutti disabili, per vedere una persona tra virgolette normodotata bisogna proprio che ti aspetti il panettiere che arriva a portare il pane, perché non c'è persone sane dentro a questi mirabolanti ghetti iper tecnologici, iper informatizzati, eccetera. Queste sono le società del nord. Noi altri sarissimo mediterranei, che avrissimo un po' un'altra cultura rispetto ai nostri amici della Scandinavia, che bravi, ma noi siamo romani, noi siamo napoletani, noi siamo bene. Ecco, bisogna vedere se non è possibile recuperare, soprattutto a livello di formazione scolastica per i ragazzi, ma anche come sembra di fare questa sera, ecco, qualcosa che i disabili porta senza volerlo, come contributo spontaneo, verrebbe da dire, ma subito dalla natura, perché uno diventa disabile non perché intende voler diventare disabile, ecco, e questo è quel discorso che viene fuori un po' in tanti interventi. Il discorso del limite. Il limite noi altri, come uomini tecnologici e europei, che ha detto qualcuno molto bene, lo dobbiamo relegare ai margini, ma proprio ai margini della galassia, cioè quasi che essere uomini oggi, essere uomini, donne, europei, americani, occidentali, significa essere belli, forti, potenti, soprattutto efficienti, efficaci, capaci di puntare all'autorealizzazione in maniera quasi dispotica rispetto alle esigenze del sé, anche alla salute, perché tantissimi la salute, per puntare a aumentare la propria potenza, la propria bellezza, potenza economica intendo, o potenza politica, la caccia al potere che mi interessa, eccetera. E il limite che rappresenta il disabile quando ti incontri, penso soprattutto al disabile mentale, al disabile psichiatrico, mamma mia. Ecco, se sta assolutamente, diventa un tabù e diventa qualcosa di posto ai margini, ripeto. Non è che per caso dovrebbe succedere un'operazione, che chiudo, di riportare al centro il limite, perché tutti noi abbiamo un'esperienza di limite. Nella persona disabile lo vedi in maniera macroscopica, tanto è vero che a volte è scioccante, no? E se invece lo portassimo al centro delle nostre ingegnerie sociali, delle nostre politiche sociali, delle nostre politiche culturali, cioè un rovesciamento mentale che non sarà subito immediato a fare, però potrebbe accadere qualcosa di diverso, cioè che a un certo punto l'uomo, la donna, la persona incomincia a rapportarsi con quello che normalmente dovrissimo pensare che siamo tutti, siamo degli esseri immensamente fragili. Cioè, per esempio, i disabili chi lo fa anche notare del brutto. Mi ha detto lo stupore di una collega di politica di tanti anni fa, mi ha fatto politica nel passato, non era della mia parte politica, e diceva in verità mi sta tanto simpatici i disabili, e io dico perché mi disse sempre dito sul muso tutto quanto, perché ogni volta che vedo un disabile mi viene in mente che devo morire. Cioè, anche questo fa parte del gioco,
perché la dimensione della debolezza, della fragilità, dell'incapacità, è vero che inconsciamente ti rimanda a fare i conti con la tua mortalità. Nessuno qua dentro credo sia Dio o delle semi-divinità greche immortali. Tutti quanti facciamo i conti con il punto di limite, con quel qualcosa che dentro bisogna elaborarlo. E mi piaceva molto quello che hai detto, non so come si chiama la signorina Deborah, con una risposta che a un certo punto ti chiede, perché è vero che i disabili da tanto, a me personalmente i disabili mi agradano tanto, anche perché a me non mi considero un disabile, guarda che vi capiamo. Ma se io cominciassi a pensare me stesso nella modalità di dono, io esisto perché mi dono, e se la società cominciasse a pensarsi non in termini di prodotto interno lordo che ci vuole, mio Dio, e neanche in termini di spread o tutte quelle cazzate che continuiamo a sentire da anni anche in Italia dalla televisione, ma in termini di persone che sono una ricchezza sociale, ovviamente tutti però sani, disabili, tutti quanti distintamente, ma da porre al centro sempre il discorso del limite, non al centro il discorso della ottima performance economica, fisica, sessuale, che oggi si demoda. Bisogna che la performance sessuale sia al centro dell'interesse di almeno una certa fascia di persone tra i 15 e i 50 anni, grosso modo con calma, perché sennò pare quasi. E invece il limite potrebbe essere la scuola che socialmente potremmo frequentare insieme, perché abbiamo veramente bisogno l'uno dell'altro per capire cosa che è da Dio. Il limite, se è qualcosa da scoprire, non fa parte della cultura occidentale nostra, insomma, e i disabili ti dice, e ti fa notare evidentemente anche solo con loro semplice stare su una carrozzina piuttosto che in un letto dell'ospedale. Infatti a volte parlare di morte la prossima volta. Qual è il limite più grande che è un tabù? Perché senza del quale tu puoi parlare di vita, e quindi se ritorno al discorso tuo, allora io penso che il fatto di evitare di parlare della morte, dei limiti così, di che tempi di parlare di te stessa, al di là che dopo. Io personalmente torno sul discorso che può essere un po' fastidioso, però allora, quando mi rapporto con altre forme di cooperative che si occupano di tossicodipendenza, il discorso è non puoi mica cavare via la droga, appunto, perché muore. Allora, mettendola nel nostro discorso è come se dicessimo uno le sempre porta a vivere in un certo modo, direzionato in un certo modo, te che cavi via sta droga, perché alla fine è una droga, sta dipendenza, no, da certe performance, eccetera, te devi sostituire che qualcosa, perché sennò il muore è un concetto biologico, chiamiamolo. Allora, personalmente, quando vado a parlare con i giovani, con giovani soprattutto, ti devi trovare il sistema di farli percepire la bellezza delle cose, e quindi sostanzialmente il fatto del trucchetto dei valori, di puntare più che altro sui valori delle persone, non è neanche un trucco, più che altro sostituire a una certa forma di droga, non un'altra droga, ma comunque un qualcosa che ti attira. Cioè venivo qua, adesso mi volevo essere un po' provocatorio, perché sennò è massa facile essere, cioè io venivo qua al coro della Deborah perché mi sapevo di essere buono in qualche modo cantare, di essere buono. Se fosse stato stonato una campana sarei venuto 2 o 3 volte, sarei stato zitto, anche se il concetto sottacente a quello che ha messo in piedi la Deborah e Alessandro era stare insieme per fare un coro, non era selezionare le voci migliori del veronese, del padovano e fare eccetera. Però quello che mi ha attratto è che a un certo punto vedevo che la cosa veniva fuori bene, che aveva un'armonia, chiamiamola, che è una cosa naturale, quasi fosse biologica, ricercare l'armonia delle cose. Mi non sto a fastidio a pensare di buttarmi dentro un posto che non è armonioso, che mi dà fastidio, perché sia naturale. Quindi personalmente quello che mi sa che percepivo è che quando una persona la si relaziona in modo secondo me non proprio corretto con la disabilità, è perché in realtà non ha un modello diverso di relazionarsi con la disabilità. E per farvi capire
quello che personalmente penso sia un modello diverso di relazionarsi, è quello di cominciare a vedere la persona, però non posso fare subito il passaggio di dire ma ti devi valutare la vita in se stessa, perché rimane un concetto un pochettino astratto se vogliamo e che colpisce pochi subito, dopo diventa una cosa di tutti i giorni, perché come diceva tutti quanti, dopo te lo chiami Marco, te lo chiami Tizio, Caio Semproni, quindi non hai neanche più bisogno di dire stimolo la cosa perché diventa una roba naturale, insomma mi va al coro della Deborah o Alessandro perché le persone, perché no, perché canto bene, insomma. Però il motore dell'incontro è sempre un motore, personalmente penso, di ricerca di qualcosa che mi attira, di qualcosa che c'entra con la bellezza, che c'entra con i valori, che dilla come te vuol dire, però che è un qualcosa che muove, no? Dopo che si spera sempre che sia il passaggio successivo, che questa non diventi una seconda droga, per dire, e quindi però lì che sta nel gioco delle parti, insomma, che è non è così immediato, meno personalmente penso. Quello che tu pensi, tu stai fatto fare quello che tu andare lì a lavorare. Personalmente mega mosso il fatto, personalmente, di scoprire un modello di rispondere ai bisogni sociali che era quello della comunità, della cooperativa. Mi mega mosso quello. Cioè, mi è venuto tutt'altro, cioè, a parte l'AU, che è l'associazione volontaria ospedaliera di cui ho fatto parte, quindi dal punto di vista sociale, mi vengo da un mondo di studi completamente diverso, l'economia, cioè economia, commercio, è il mondo penso più distante possibile, cioè, dal punto di vista. Però mi è sempre appassionare il fatto di ricercare dei modelli, che si diceva prima, no, di società, che fosse più accogliente, eccetera. Quando mi trovavo un modello che era quello della cooperativa sociale, che la metteva insieme una serie di robe, quindi del governo della cooperativa, i lavoratori, i soci, gli utenti che partecipano alla cooperativa e così via, allora mi sono innamorato della causa e sono andato. Infatti la disabilità è stato un secondo step, infatti tra le parole che avevo messo l'indifferenza, indifferenza intesa non che non mi interessasse della disabilità delle persone, ma per me era internamente un approccio egualitaristico, come ho detto prima, un po' freddo, no? Te incontri dopo le persone, quindi adesso mi verrei da dire che mi trovo bene con le persone dove che sono adesso, cioè, etichettiamo le disabili, però sento di uno è quello lì. Però quello che mi ha mosso è un po' il pensiero che è stato da io, di partecipazione, di comunità. Vabbè, cosa aggiungere? Un grazie a tutti, perché penso che seria con due stimoli che mi sembra, cioè, che va oltre questa serata qua, è un gesto di Emanuele che sia appunto perché non riflettiamo sul nostro, perché non riflettiamo sul nostro 5% di disabilità come compito per casa, se vuoi. E questo è relazionato, come diceva Claudio, appunto di ridefinire un po', cioè di ripensare al concetto del limite, ai nostri limiti. Quindi penso che sia una cosa buona, appunto, chiudere con stimolo a intraprendere quantomeno questo cammino di ricerca, se non altro. Ecco, scusa, se vuoi chiuderti. No, adesso voglio ringraziare tutti, insomma, perché penso che tutti, insomma, che abbiamo ricevuto qualcosa, grazie a Francesco, ma grazie, penso sia stata una serata, insomma, comunitaria, veramente, insomma. E l'invito a partecipare al prossimo incontro, come dicevo già più sul lutto, è già stato nominato stasera, se forse il limite è estremo e quindi forse una delle nostre paure più profonde, quindi invito tutti a partecipare per discuterne insieme, così come abbiamo fatto stasera, il 24 di ottobre. E basta. Ecco, diffondete, perché anche Francesco è venuto da Verona praticamente, che la nostra prossima ospite arriverà da Treviso, e sapete che vengono sempre gratuitamente. Ah sì?